La ragione per cui abbiamo come Partito Democratico regionale invitato Ermete in Veneto, che ha fatto anche altre iniziative sostanzialmente, e poi abbiamo pensato di organizzare qui a Legnago quella di stasera, era per cercare di raccontare quello che il Partito Democratico, da quando è scoppiato il problema dei PFAS, di queste sostanze inquinanti che coinvolgono tanti comuni e soprattutto purtroppo tanti cittadini del nostro territorio, com'è che ci siamo attivati. Sappiamo che c'è stata una lunga e anche fastidiosa, dico io, polemica tra enti diversi. Io penso che ai cittadini interessi comprendere qual è lo stato dell'arte, come diceva bene il sindaco di Legnago, e soprattutto che cosa le istituzioni stanno facendo di concreto per provare a risolvere la questione, tenendo conto che sui tempi sicuramente c'è stato qualche problemino. Io credo che sia opportuno che ciascuno si assuma le proprie responsabilità. Inizialmente c'è stata una sottovalutazione, a mio avviso, largamente, diciamo così, da parte di tantissime istituzioni. Io non voglio fare, però ricordo presidenti di provincia, molti sindaci anche del nostro territorio che sminuivano il problema e la tematica. Per quanto ci riguarda come Partito Democratico, io sono in Commissione Ambiente, sono stato il primo a presentare un'interrogazione, primo anche poi di una serie, diciamo così, di interrogazioni che anche altri colleghi del Partito Democratico e poi anche di altre forze politiche con rappresentanti nel nostro territorio, quindi anche per esempio il Movimento 5 Stelle, in diversi abbiamo fatto delle interpellanze parlamentari. La prima interpellanza parlamentare di fine 2013 è stata del gruppo del Partito Democratico di Verona, dei parlamentari veronesi, la prima firma era la mia. Il lavoro che abbiamo provato a fare per dare una risposta è un lavoro che abbiamo provato a fare come parlamentari del nostro territorio, consapevoli della gravità e del costo per l'intervento in questo senso della situazione, e abbiamo cercato di provare attraverso un impegno nostro, non obbligato, tra virgolette, da nulla che non dal buon senso e dalla buona volontà che ci abbiamo provato a mettere, per riuscire a dare una risposta concreta e di ridurre l'impatto per il nostro territorio. No? Volevo dire due cose. Uno sui limiti. È evidente che ha fatto bene, a mio avviso, la Regione Veneto a mettere dei limiti più rigidi sull'acqua potabile. Bisogna ragionare sulle falde, sull'acqua che viene rimessa, bisogna capire, e devo dire che l'obiezione che è stata fatta, se non sbaglio, da qualche ministero di dire ma abbiamo chiesto all'Europa di farlo, non è un'obiezione convincente. La Regione Veneto ci ha dormito sopra, ma adesso che il problema è emerso è chiaro che i limiti che si fissano devono valere per tutta Italia. È emerso un nuovo problema, capiamo come si fronteggia. Ci sono circa 100 milioni di euro, si faccia una cabina di regia trasparente, accessibile nell'informazione ai cittadini, che ci sia un piano chiaro, se poi servono delle accelerazioni ne ragioniamo, cioè non escludo il fatto che a fronte di un piano chiaro che individui punti in cui emungere, portare l'acqua eccetera, ci possono essere anche dei meccanismi di commissariamento, si studia tutto, no? Però non può esserci un gioco politico sull'ambiente e soprattutto sulla pelle dei cittadini. Quindi qui basta, fine dei giochi, questo passaggio è necessario. Cioè qua si è capito che mettendo i filtri intanto l'acqua che corre nelle tubature ha portato quasi un livello pari a zero tecnicamente, anche se di fatto zero non è, che bisogna trovare le risorse per creare delle reti idriche alternative e soprattutto bisogna perseguire chi ha prodotto il reato ambientale. Questo è il taglio più squisitamente politico-istituzionale sul quale bisogna essere, come ha detto l'onorevole Realacci, tutti dalla stessa parte. Quindi deve essere finito il momento in cui ci sono i rimpalli, la regione dice no ma i soldi ci devono ancora andare, poi lo Stato dice no ma i progetti devono ancora arrivare, tutte cose assolutamente giuste, ma da questo punto di vista dobbiamo sentirci tutti sulla stessa lunghezza d'onda e soprattutto mettiamo in campo, ognuno per propria parte, un senso di responsabilità, dico io, perché guardate, qualcuno l'ha toccato incidentalmente prima, l'aspetto del referendum sull'autonomia. Io sono uno di quelli che è andato a votare e che anche ha propugnato un sì responsabile, lo chiamavo io, che poi la stampa ha rubricato il sì critico. Ma se si sono trovati facilmente e come dire senza nemmeno tanto torto collo 14 milioni di euro per fare il referendum,
cosa assolutamente legittima dal mio punto di vista, per dire che serve a questo Veneto scegliersi delle materie che vuole gestire direttamente, che è più prossimo al tema, potrebbe essere anche non tanto per paradosso, a partire da questa emergenza che tocca il Veneto, ma poi che abbiamo capito che riguarda l'Italia intera, quindi anche l'ambiente e le politiche dell'ambiente. Ma l'aspetto è, si sono trovati 14 milioni, non stiamo qui a rimpallarci chi deve metterli per primo, cioè se abbiamo capito che è un'emergenza, incalziamo la politica regionale come si sta facendo, e abbiamo capito dalle giuste interlocuzioni che Cristina Guarda ci fa ripetutamente che la politica regionale è intervenuta quando c'è stato un movimento di popolo che è andato oltre i banchi della politica regionale. Cioè quando noi le portavamo l'attenzione del Consiglio regionale ce ne facevano quasi beffa, perché dicevano sì, tanto finché non vado sui giornali, finché non vado in TV, finché non divento un caso, come dire, che va oltre il ricettacolo del parlarsi assieme, allora diventa qualcosa che tocca la politica regionale, perché tocca il consenso. Allora ben venga che ci siano dei comitati, noi stiamo assolutamente su quella linea lì. Il Partito Democratico Veneto sarà vicinissimo su questi temi, su queste battaglie.